Siamo a Selva del Montello, all'ex area Borsoi recentemente acquisita dal comune di Volpago. Un'area che ha una storia molto importante, signor Sindaco. Sì, questa negli anni è stato uno dei primi esempi di area industriale dove si sono sviluppate proprio le prime aziende a cavallo degli anni 50-60 proprio, e che ha avuto quindi anche per la comunità di Selva in quel periodo una grande importanza. Sembra addirittura che sia nata proprio qui la Benetton. Sì, a quanto mi diceva la proprietaria proprio in occasione del Rogito, mi diceva appunto che nel momento che la Benetton si sono spostati, perché anche loro erano partiti come tutte le nostre aziende, da sottoscala di casa, insomma, no? Quando sono cresciuti un po', si sono spostati qui, hanno avuto la loro prima sede. E poi è diventata la sede di varie aziende. Come si è evoluta quest'area? Qui è stata un'acquisizione del signor Rostolis, all'epoca, che si occupava di confezioni e abbigliamento, dalla fondazione della scuola materna. Questa era un'area che era annessa alla scuola materna e dove ha realizzato appunto questa azienda di confezioni. E un particolare dell'epoca, giusto per dire anche lo spirito iniziativa, nella scuola materna venivano, questo ad opera delle suore che avevano grande manualità, fatti dei corsi per le ragazze del luogo per, iniziarle alla sartoria, e poi venivano assunte in azienda appunto dal signor Rostri, quindi un primo esempio di scuola professionale, così. Un'area di oltre 10.000 metri quadri, in parte le strutture verranno demolite, in parte completamente recuperate. Sì, diciamo che questa è un'area appunto che da parte della comunità, per la quale c'è una grande attesa. Sono tantissimi anni, parliamo quasi di 40 anni, che la comunità si aspetta una soluzione a questo problema. Allora adesso, una volta che abbiamo acquisita, adesso il primo passo che abbiamo fatto è stato quello di incaricare il professor Baccichet, lo stesso studio praticamente che ci ha seguito per l'area della polveriera sul Montello, di organizzarci, come fatto per la polveriera, una serie di incontri con la popolazione proprio per portare avanti questa progettazione partecipata, proprio per capire anche quali sono le esigenze specifiche del territorio, in maniera tale che poi il progetto che ne seguirà segua un po' anche queste indicazioni. Diciamo che in linea di massima già abbiamo alcuni elementi così centrali sui quali vorremmo poi svilupparci, per dire demolire sicuramente una parte dei fabbricati sul fronte strada, per ridare quello spazio che c'era fra chiesa e scuola materna, mantenendone poi tutta un'altra parte. Vedete anche qua dove siamo adesso, avete uno spazio molto ampio che si presta molto bene per quello che è salone d'uso pubblico, penso a spazi per palestre, ma anche spazi per la sagra che si svolge qui a Selva. E quindi abbiamo alcuni elementi, però vorremmo appunto capire anche dalla popolazione cosa ne pensa. Sì, quindi qui in questa zona dove ci troviamo, l'idea è quella di proseguire con il parcheggio che già esiste ad uso della scuola materna, quindi in maniera tale da creare un ingresso e un'uscita diretto dal parcheggio, quindi allargandolo. E da questo punto in avanti, quindi pensare a una demolizione e ricreare un'area verde fra chiesa e scuola materna, andando invece poi a pensare di mantenere alcuna parte dei fabbricati, quella che può essere in buone condizioni da ristrutturare.